Buonasera, ospite di questo nostro speciale e questa sera l'onorevole Carmelo Pullara, deputato regionale con il simbolo Prima l'Italia. Ecco, un giro di interviste finalizzato in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che vedranno la Sicilia esprimersi alle prossime elezioni regionali, ma parleremo anche delle prossime elezioni comunali e di come Prima l'Italia sarà presente nel nostro territorio provinciale. Grazie onorevole per aver accettato il nostro invito. Allora onorevole, parliamo di questa Prima l'Italia. Cos'è Prima l'Italia? Perché molti sono convinti che sia la Lega un nome diverso della Lega. Ecco, la Lega in Sicilia si presenta col simbolo Prima l'Italia. Ecco, un chiarimento così generale. Questo è d'obbligo. Intanto ringrazio voi e saluto tutti quelli che ci seguono. Vi ringrazio perché date la possibilità di avvicinare la gente alla politica o ai politici, che è anche una cosa giusta. Prima l'Italia. Prima l'Italia non è una Lega travestita. Prima l'Italia è un contenitore moderato, centrista, per il quale abbiamo ottenuto che in Sicilia si sperimentasse questo modello. Devo dire che quando in agosto siamo entrati con i 4 colleghi Canonia, San Martino e Cafeo, provenienti tutti da mondi moderati, e siamo approdati alla Lega, fu tra le prime cose che abbiamo posto come idea al nostro segretario nazionale Matteo Salvini, cioè dire quello di provare a svestire i panni tra virgolette nordisti e vestire i panni realmente di un partito nazionale che avesse dall'Icata, diciamo così, a Bolzano un comune sentire, che non ci fosse più quella dicotomia nord-sud. Devo dire che questa idea sposata anche dai parlamentari che già insistevano in Sicilia, nazionali, regionali, europarlamentari, ma anche e soprattutto dal segretario regionale, l'onorevole Minardo. Matteo Salvini ci ha ascoltato, ha avuto coraggio, ha posto il tema in Consiglio federale. Capite bene che, come dire, il Consiglio federale della Lega, per autorizzare una fuga in avanti, chiamiamola così, di questo tipo, ha dovuto, tra virgolette, stringere le spalle, ma quella è la dimostrazione che noi siamo un valore aggiunto e siamo determinati per la linea politica di un partito nazionale. Quindi un modello, diciamo, diverso da quello che caratterizza ci proprio la Lega. Dall'estremismo. Però il vostro riferimento è sempre Salvini. Assolutamente sì, noi ci spostiamo dai temi estremistici e vogliamo, come dire, parlare a un mondo moderato che è il mondo dal quale veniamo. Ecco, noi abbiamo preferito, piuttosto che cambiare pelle noi, come solitamente avviene ai politici che vanno in diversi partiti, abbiamo pensato di cambiare pelle al partito. E che tipo di riscontri ha avuto questa metamorfosi, diciamo, nel territorio siciliano in particolare? Perché gli positivo amici, perché? Ecco. Dico subito, gli amici che provengono e fin dalla prima ora hanno abbracciato il tema e il partito Lega, ovviamente hanno visto questa novità come un riuscire a far capire che quando hanno abbracciato il progetto era un progetto sano, non sono stati conquistati e non c'erano conquistatori. Nel mondo moderato ovviamente ha avuto un grande ritorno positivo. Io
che ho, come dire, baso la mia attività politica nel rapporto uno a uno, ecco, interpersonale. Devo dire che quando sono passata alla Lega mi hanno detto: Carmelo, ti votiamo per te, eccetera. Oggi si sentono, come dire, più partecipi e si trovano più a proprio agio. Ecco, più a proprio agio per questa nuova, diciamo, identità ma anche politica. per l'identità, non è un nome, cambia proprio la strategia, ci avviciniamo a un fare moderato, che poi la politica Più centrista, è diciamo. moderazione. Centristi ha una sfaccettatura che individua dei partiti. Io parlo di comportamenti e di approccio alle problematiche. Essere moderato non significa né accarezzare né, tra virgolette, bastonare. Significa avere un approccio corretto e equilibrato alle problematiche, che sono mille, seppur nella difesa dell'italianità, della sicilianità, delle nostre terre, dei nostri costumi e del Quindi un progetto che nella nostra provincia è stato ben accettato, e nelle altre province? Ma guardi, io ho diversi amici, poi mi piace confrontarmi, assolutamente positivo. Devo dire che l'intuizione e la possibilità di questo nuovo modo di fare politica, secondo me, porterà degli ottimi risultati. Quindi lei accrescerà sicuramente. Si proietta, diciamo, al futuro. Ma guardi, io devo dire che per quello che ognuno di noi fa e per quello che si fa a livello nazionale, ritengo che prima l'Italia possa rappresentare nel panorama regionale ma anche provinciale un punto di riferimento, ma anche possa essere partito centrale di riferimento non solo per gli elettori o per gli addetti ai lavori, ma anche per la coalizione di centrodestra. Onorevole, ecco, lo diciamo per chi magari non segue molto come noi la politica, per chi magari, insomma, la sta vedendo ora per la prima volta. Ricordiamo che lei fu eletto con le liste dell'autonomia con un ottimo risultato, se non ricordo male superò gli 8.000 voti. 10.000, mi lasci una punta d'orgoglio. 8.009 mi pare che sono stati 9.800 e rotti, quasi 10.000 voti. Insomma, un voto sicuramente importante che ha dato una grossa responsabilità sulle mie spalle, e in questi 4 anni e mezzo spero di aver assolto al mio compito come sono abituato, con serietà, perseveranza, lavoro, serietà, senza demagogia, senza ipocrisia, e, come dire, nel ruolo di parlamentare. È chiaro che un parlamentare non è un assessore che ha come dire, le leve della decisione di governo, fa attività variegate, eccetera. Devo dire che in questi 4 anni e mezzo io mi ritengo soddisfatto per quello che io ho fatto. Poi saranno gli elettori a valutare se in effetti la mia sensazione è corretta. Io ho cercato di dare il massimo, facendo il deputato quasi fosse un'attività organizzata come un lavoro, con le segreterie, l'incontro con gli amici, le attività di comunicazione, le attività legislative, ispettive, di pungolo, spesso in svariati temi, trovandomi, io lo devo dire anche questo con molta chiarezza, spesso essendo voce fuori dal coro. Io ho utilizzato in qualche comunicato, ho utilizzato dire meglio isolato che omologato.
Bene, io non voglio essere omologato alla politica, non mi interessa. Io sono, prima di essere onorevole, prima di essere dottore, con tutto il rispetto, sono Carmelo Pullara. Spero di essere rimasto sempre lo stesso, con il tono dell'ascolto e con le capacità che ho saputo mettere in campo. Vedremo, sono fiducioso, io sono uno abituato a lavorare e nella mia vita, dal mio lavoro e dal sacrificio ho sempre avuto soddisfazione e riconoscimento. Però dico una bella responsabilità questo bagaglio di 10.000 voti. Ma guardi, è assolutamente il peso una di grande scelta. responsabilità. Le dico una cosa, che può sembrare un volo pindarico, ma io sono uno trasparente. Dico ai miei amici, mi piacerebbe bissare il risultato della prima volta. La seconda volta è sempre più complicato, perché la prima volta c'è l'aspettativa, magari questa aspettativa non viene, come dire, colmata. Io però dico a tutti, spesso quando il candidato eletto torna dall'elettore, gli chiede il voto, l'elettore che dice? Una statua. E questa è la domanda. Bene, a me certamente una statua non me lo potrà dire nessuno. Posso essere stato capace, incapace, meno capace, incisivo, non incisivo, posso avere centrato il tema, non centrato, potevo fare di più, ma certamente una statua e mi ha preso in giro non me lo potrà dire nessuno, perché dico sempre, meglio una brutta verità che una bella bugia. Mi accorgo che spesso le persone, i concittadini, gli amici, quando gli dice una verità che non corrisponde alle loro aspettative, certo. un poco mi lasci il termine, mi lasci passare il termine, bussiano. Ma io sono abituata a dire la verità. Non mi piace, io non voglio recarmi nei bar in mezzo alla gente senza dover abbassare lo sguardo. Bene, mi piace tenere lo sguardo dritto negli occhi, con la mia dignità e perché no, con la consapevolezza del lavoro che ho fatto. Però a un certo punto, diciamo così, giusto per continuare la sua metamorfosi politica, lei ha fondato un movimento Onda ad Agrigento, lei ha presentato delle liste con, dico, alle ultime elezioni. Non sono stato io. Sì, un attimo, però dico, il feeling, il fil rouge portato avanti con l'autonomia si è spezzato e si è portato avanti, insomma, questa lista che faceva riferimento. No, dico giusto per chiarire. No, ora no, la ringrazio. È giusto, perché è giusto, lei ha fatto benissimo. Siamo qui proprio per chiarire, perché magari chi non è chi non mastica politica vuole capire un po' i passaggi e li voglio capire anch'io, per l'amor di Dio, perché ad Agrigento ha fatto lei diverse liste, tra cui Onda, addirittura ricordo 2 liste ha fatto. A Canicattì appoggiò il collega Sciabarrà, a Favara appoggiò a Invurna, perfetto. Belle cose. Porto Empedocle appoggiò. Eravamo con la Tuca. Eravamo con dico, giusto per capire un po' cosa è successo, ecco, come si è arrivati a questo percorso. Intanto, guardi, non per forma, la ringrazio, perché mi dà la possibilità di spiegare. Se lei legge o se gli amici leggono di politica, quando parlano di cambiacasacche, il nome di Pullara non c'è mai. Perché? Siamo alle elezioni amministrative del 2020, mi pare. 20, sì. 20.
ottobre 2020, Comune di Agrigento. Bene, c'erano diversi candidati. Noi avevamo, io sono stato eletto in una lista che si chiamava Autonomisti Popolari Idea Sicilia. Bene, la lista Autonomisti Popolari Idea Sicilia come simbolo di partito all'Assemblea regionale non era presente alle elezioni amministrative del Comune di Agrigento. Io, a differenza, come dire, in conformità a quello che hanno fatto altri colleghi del mio partito, abbiamo fatto liste civiche. Essendo le mie liste civiche, ma anche quelle dell'onorevole Di Mauro, con il quale conservo un buon rapporto, lista civica, l'onorevole Di Mauro decise di appoggiare il candidato Miccichè, che ricordo giammai si professò candidato nell'MPA, e io decisi di appoggiare l'onorevole sindaco Firetto. Addirittura l'onorevole Lagalla, l'onorevole Cordano, nostri colleghi di gruppo appoggiavano Saputo. Quindi il partito A, non c'era il simbolo, B, tutte e tre le rappresentanze appoggiavamo tre sindaci diversi. Certo. Bene, i candidati che andarono al ballottaggio furono il candidato Filetto, che appoggiavo io, e il candidato Miccichè, che appoggiava l'onorevole Di Mauro, dove altri poi confluirono. Bene, da quella vicenda il gruppo al Parlamento regionale decise di convocare una riunione e non solo togliermi da capogruppo, ma anche, e ci sono i verbali, di buttarmi fuori. Ovviamente io a verbale accettai la decisione, rilevando che non avevo compiuto nessun atto in difformità al simbolo. Il simbolo non c'era, tutti facevamo liste. Quindi nessuno aveva presentato il simbolo? Nessuno, quindi io non so, mi buttarono fuori, sta bene. Dopodiché con alcuni amici inventai onda, una cosa fresca, che devo dire, per la possibilità di intercettare tanti amici, io la feci a Enna, a Caltanissetta, a Trapani, a Catania, andò bene. A quel punto però si rendeva necessario fare in modo che ci fosse una casa. Io avevo avuto l'esperienza di una casa regionale, quindi autonomista, eccetera, senza nulla togliere, ma dico certo. La mia valutazione, un partito nazionale è un partito nazionale, perché dà la possibilità di essere, come dire, se tu sei autonomo, non autonomista, sei nelle condizioni di farti rispettare, e mi consenta, hai i numeri per farti rispettare i 10.000 voti di cui parlavamo, non sei schiacciato, anzi è un valore per la tua terra e per la risoluzione dei problemi della tua terra. Abbiamo valutato insieme ai 4 colleghi, San Martino, Caronia, Cafeo, alcuni che venivano da esperienze diverse, di stare insieme. Non è Pullara il singolo deputato certo. che entra nella Lega o nel partito, è un gruppo, sono 4 deputati, tant'è che abbiamo portato il gruppo da 3 che erano a 7, diventando il secondo gruppo nel centro-destra. Quindi siete presenti in tutta la regione? Assolutamente sì, e devo dire, lavoriamo sinergicamente fra di noi, con chi già c'era, con il segretario regionale. La scelta è stata questa, anche in virtù della progettualità che da Lega siamo diventati prima all'Italia.
cioè a dire quel contenitore moderato che abbiamo. Tra l'altro devo dire, non so se dico una cosa che vi attirerà simpatia o antipatia, ma ho un dubbio che ho, e quindi l'essere umano è un dubbio. L'autonomia. Io ho l'impressione che questa terra sia rimasta penalizzata dall'autonomia. Sa perché? Perché io ho percorso la Salerno-Reggio Calabria, l'hanno fatta, la Palermo-Agrigento ancora non è fatta. Quindi mi chiedo se questa autonomia sia realmente un valore aggiunto o sia solo una parola vuota, come dire, quei nobili in decadenza che si fanno ancora chiamare marchese ma mangiano pane e cipolla. Ecco, ho questa brutta sensazione perché lo Stato, vuoi o non vuoi, è lo Stato che deve intervenire. Mi permetto di fare un altro esempio. Guardi la gestione della pandemia nel periodo cruento. Le chiedo, ma se non ci fosse stato un governo centrale che avesse deciso di avocare a sé tutte le decisioni, noi come Sicilia che fine avremmo fatto con la nostra sbandierata autonomia? Ecco, dico, nelle cose, con questo non voglio dire, ma un dubbio dobbiamo porcelo. E aggiungo, se la spingiamo oltremodo, che fine potremmo fare? Ecco, questo lasciatemi dire che una cosa che mi ha sempre posto in una condizione di dubbio. Amletica. Però la gestione, ripeto, la Salerno-Reggio Calabria, guardate la Palermo-Agrigento, dall'altro punto di vista, la gestione pandemia, se non fosse stata avvocata, se voi vi ricordate i primi momenti in Sicilia furono momenti caotici di confusione che hanno avuto anche brutti strascici giudiziari. Se lo Stato non l'avesse avvocata a sé, prima con alcuni, il commissario, e poi con il generale, che fine avremmo fatto? Certo. Vuol dire però sulla Palermo-Agrigento la Regione non ha competenze perché i soldi erano stanziati, lo Stato è successa quella cosa della, come si chiama, del fallimento del CMC e quindi diciamo c'è stata tutta una situazione un riballo di responsabilità e competenza. Non lo so. Vi creda, è una cosa che mi lascia in dubbio. Punto di vista. Non ho un convincimento certo, però i fatti sono di un certo tipo. Vorrei dire, a proposito di rappresentanza parlamentare nazionale, affianchiamo anche la presenza europea con un'altra sua concittadina che ben lavora nel territorio, insomma è sempre presente, la vedo quotidianamente, insomma si dà da fare, che uno può essere d'accordo o meno con l'onorevole Tardino, europarlamentare, che tra l'altro, ecco, facciamo anche una breve parentesi sulla presenza europarlamentare e che quindi rappresenta bene il nostro territorio, no? È veramente una, come dire, una chicca, nel senso che abbiamo la possibilità in provincia di Agrigento di avere un europarlamentare che possa anche da questo punto di vista essere riferimento volano sia di iniziative che da cinghia di trasmissione di attività. Bene, secondo me non è Tardino che sta ben operando, tra l'altro
giovedì è stata come dire, nominata commissario provinciale del partito, io ne ho avuto a piacere e devo dire che consente di alzare il livello dell'interlocuzione, fermo restando che il commissario uscente Scariolo, nominato in questa, subito dopo un'estate, un autunno un po' così di sballottamenti per il nostro partito, ha portato a termine il proprio compito, secondo me, bene in maniera equilibrata. Ora all'onorevole Tardino ad Annalisa il compito di gestire questa fase elettorale amministrativa da un lato e regionale dall'altro, dove spero e ritengo che potremo dare soddisfazione. Dico, tra l'altro, la presenza di un parlamentare, europarlamentare per la Sicilia, per la nostra provincia, diciamo, ci qualifica, ci personalizza ed era da tempo che la nostra provincia non aveva un suo esponente a Bruxelles. Di solito questi ruoli vengono, come dire, rivestiti da chi viene dalle grandi città, Palermo, Catania e Messina. Siamo riusciti a strappare, ad avere questo risultato. Con onestà io allora non facevo parte, quindi sono riusciti l'onorevole Tardino a Borsi a riuscire a essere eletto. Oggi è patrimonio di tutti. Però dico, la Sicilia è ben rappresentata anche con altri colleghi, quindi sia con l'onorevole Pietro Barolo che con la Chinnici e con qualcun altro che magari al momento non ricordo, quindi avremo l'occasione anche tramite lei di invitare l'onorevole Tardino per illustrarci anche sulle attività, su ciò che sono anche i riscontri della presenza siciliana al Parlamento europeo. Sarà felice. Con tanto piacere. Allora, chiusa questa parentesi, abbiamo fatto il punto anche di questa transazione, ma perché l'hanno buttata fuori non si è capito. Quali sono stati i motivi? Io l'ho detto, sì, cioè... lei sa basta. Io sono un poco, non sono autonomista fino in fondo, ma sono autonomo, ecco. Infatti, questo può essere un problema. Insomma, è stata una bella parentesi che ci è servita anche per capire i passaggi politici dell'onorevole Pullara. Allora, lei presiede tra l'altro una importante commissione che è la commissione parlamentare di indagine. Ecco, un lavoro sicuramente esteso e vediamo anche dalle sue comunicazioni che quotidianamente e puntualmente ci manca, è spaziato nei vari settori. Ecco, così magari a volo di uccello facciamo un po' un resumé, un resoconto di questa attività della commissione d'indagine e quali scopi si prefigge, quali obiettivi pensate di raggiungere, insomma. Allora, intanto dico che che finalità ha all'atto pratico? Per me intanto è stato una grande soddisfazione essere nominato, avere il placet e il consenso e il supporto degli altri colleghi che mi hanno voluto in questa presidenza, e da quello che vedete in questi giorni le presidenze di commissione sono ruoli ambiti che richiedono un certo collage. Io invece allora ero mero rappresentante di Onda, quindi è una soddisfazione doppia. È una commissione nuova, importantissima, perché spesso legiferiamo, ma le leggi rimangono inapplicate, ovvero parzialmente applicate, ovvero ancora, come si dice, ai nemici si applicano, per gli amici si interpretano. Questo è un detto che diceva sempre mio nonno, mi ricordo. Quindi questa commissione ha proprio il compito di
di fare applicare le leggi, di farle applicare in maniera uniforme, di farle applicare correttamente ad amici e nemici. Noi abbiamo sbloccato un sacco di norme, l'ultima è quella sul personale ESA. Aspettavano da 12 anni il passaggio al contratto regionale. Bene, noi siamo, dopo almeno 6 mesi di audizione, con il coinvolgimento delle parti sociali e del governo e della direzione, ad arrivare a un risultato importante che in questi giorni vedrà il completamento. Per esempio questo, o i soldi Covid, o i soldi alle famiglie, o l'applicazione ai bambini diversamente abili dell'ASCOM, dell'igienico sanitario, dico, la stabilizzazione del personale Covid, diversi. E appunto com'è questa stabilizzazione del personale? Come lei ha spesso inondato le redazioni su questa tematica, devo dire, non simpatica anche verso il rapporto con l'assessore Razza. Vabbè, mi sono un po' ironico. A che punto è questa cosa? Allora, andrà avanti o sarà una cosa... L'assessore ha emanato, io ho convocato una nuova audizione, non mi ricordo, mercoledì o giovedì, perché l'assessore, piuttosto che fare una direttiva o una circolare, ha fatto un atto di indirizzo. L'atto di indirizzo lascia i direttori liberi di fare ciò che vogliono. Con questa mia espressione non voglio essere negativo, ma ognuno che si sente, direttori dell'ASP, giusto? Delle ASP, si sente una responsabilità, a volte preoccupato di ricadute penali o contabili o amministrative, si tiene frenato. Pensavamo e speravamo che l'assessore avesse più coraggio, anche perché non ha creduto mai nella stabilizzazione del personale Covid, cosa per la quale è stato smentito nella finanziaria nazionale. Non ha mai creduto nella proroga oltre l'emergenza, cosa che è stato smentito nel decreto 1000 proroghe. Devo dire che forse all'assessore Razza è mancato quel guizzo in più che poteva far sì di dare stabilità a un mondo, che è il mondo della sanità. Ormai, dopo il Covid, la sanità ci ha insegnato che dobbiamo passare da un momento ragionieristico a un'attività seria, sviluppando nuovi modelli e in più che il personale, soprattutto sanitario, ma soprattutto medico, non ce n'è. Ma avete fatto una stima di quanto è questo personale? Circa 9.000 persone. Ah, guardi, quindi diciamo una bella spesa pubblica assumere 9.000 persone. Sì, dico, però la posso dire, finita la pandemia, speriamo che se finisca. Lei va al pronto, senza concorso, senza niente, entrano 9.000 persone. La procedura si cerca quella che si muove. Però le direttive nazionali dicono di assumere. La mia domanda è, le dico, venendo da quel mondo, lei arriva al pronto soccorso di Agrigento, medici di pronto soccorso non ce n'è. Non è meglio però che ci siano almeno
10 infermieri e 15 OS, che quando lei suona il campanello ce l'ha accanto, è un'assistenza. Vero che manca il medico, che ce ne sono 1 o 2 per 50 pazienti, ma la stessa cosa 2 medici per 50 pazienti con 4 tra infermieri e OS, e invece 2 medici, 15 infermieri e 20 OS. Certo, ok. Come si esce da questo Covid, onorevole? La Sicilia ha avuto, diciamo, parecchi danni da questa pandemia, mi riferisco un po' in generale sotto tutti i punti di vista. Ecco, riusciremo a uscire e ritornare a quella normalità, tra virgolette, che tanti lo augurano? Intanto io sono pro vaccino. La prima cosa è vaccinarsi. Non so, c'è una discussione aperta sulla 4ª dose. Vedremo, ma il vaccino sicuramente ha frenato la moria di persone, ma anche l'intasamento degli ospedali. Poi dobbiamo imparare ad avere più attenzione all'igiene, perché onestamente disinfettarsi un po' le mani 2 o 3 volte al giorno è una... Sulle mascherine ovviamente è ormai finita, ma secondo me, non sono un medico, ma sono un praticone, il Covid finirà non prima di altri 3-4 anni, tra varianti eccetera, trasformandosi in pratica in un'influenza un po' più virulenta, ma un'influenza pur sempre, ma ciò grazie al vaccino. Anche perché ora c'è una nuova variante che sta, diciamo, molto contagiosa. Io vedo tanti amici, insomma, che non l'hanno avuto finora e che ora in questi giorni, insomma, sì, quindi si andrà, come diceva il presidente inglese, ci sarà l'immunità Johnson, e si andrà verso l'immunità di gregge. L'immunità di gregge, come e si andrà verso la 4ª dose, almeno per quelli più fragili. Per carità, da quello che serve. Io però fin dall'inizio ho detto, ho suggerito all'assessore, prima di fare, allora lo dissi per la terza, obblighiamo a fare il serologico. Se noi abbiamo anticorpi alti, certo, giusto, ovviamente si potrebbe evitare di fare la 4ª dose. Dici, ma come si fa il serologico a tutti? Semplice, si applicano le regole del ticket. Chi esente il ticket lo fa gratis. Chi normalmente paga il ticket si stabilisce un prezzo congruo, certo, e si fa a tutti. E, come dire, secondo me è un'attività che ti consente anche di sapere, come per esempio avevo suggerito all'assessore di utilizzare la carta di identità elettronica, sì, che noi abbiamo. La carta elettronica, perfetto. No, ormai tutti i comuni si stanno adeguando per inserire il Green Pass. E che senso ha? Che c'è una carta elettronica che ha un chip. Utilizziamo quello. Dico, si potrebbero fare delle belle attività anche ed essere pionieri e da traino in Italia. Finalmente la Sicilia non essere sempre all'inseguimento, ma essere capofila. Si è discusso parecchio sui fondi del PNR in sanità, su lì c'è stata un'ampia diciamo, discussione, in particolare per questi ospedali di comunità, che molta gente non ha capito esattamente
in cosa consistono. Su questo la sua opinione, anche su questi fondi del PNR verso la sanità. Intanto le dico una cosa, perché io sono un realista. Vedremo se in effetti ci saranno i fondi e si spenderanno, perché i fondi alla fine sono europei. Oggi quello che sta avvenendo in Ucraina necessiterà interventi economici di sostegno alle famiglie e alle imprese. Ovviamente non c'è un pozzo dal quale prelevare, quindi secondo me un poco verranno rivisitati. Certo, in provincia di Agrigento io mi sono battuto per coprire a rete l'intero territorio, dalle montagne alle zone più disagiate, eccetera. Sulla carta è un buon piano quello che è uscito dall'assessorato per come l'abbiamo modificato in Commissione Sanità. Ripeto, purtroppo la vita è contingenza. Questa guerra, secondo me, che noi vediamo a distanza e vediamo solo gente sfollata, eccetera, avrà una ricaduta economica importante, anche perché non vedo né una fine immediata, né che dopo la fine ci possa essere, come dire, un ritorno immediato a ciò che era. Mi pare che i due blocchi, l'est e l'ovest, siano tornati ai tempi del muro di Berlino. Quindi non la vedo una cosa semplice. Ho letto del Papa che vuole fare un viaggio a Kiev. Sarebbe un modo come ripetere quella grande esperienza che fece Papa Wojtyla, che fu artefice nella caduta del muro di Berlino. Oggi Papa Bergoglio potrà diventare nel nuovo millennio quello che fu Wojtyla allora. Se dovesse accadere una cosa del genere, sarebbe veramente probabilmente il punto di caduta di questa veramente la guerra nel nostro millennio dopo il Covid è una cosa che non contempliamo mentalmente. Nessuno pensava di ritornare indietro così nel altro l'abbiamo alle porte, possiamo essere coinvolti, ma non è solo questo. Siamo, mi lasci passare il termine, a livello di follia. Da parte nostra tutta la solidarietà ovviamente al popolo ucraino, alla gente che soffre. D'altronde la Sicilia sta dimostrando di accogliere, di fare una grandissima accoglienza, come nello stile, insomma, non solo la Sicilia, ma anche, diciamo, un po' tutta l'Italia. Onorevole, a proposito della crisi dell'Ucraina, ho letto una nota stampa abbastanza articolata che arriva da Confindustria, che a proposito della crisi energetica, dei prezzi che la Sicilia sta pagando per le imprese con i forti rincari, ecco, mi riferisco all'energia, al carburante, ecco, momenti sicuramente forti, drammatici, in cui purtroppo le imprese e anche le famiglie stanno pagando prezzi altissimi. Ecco, in questo senso la Regione che tipo di sostegno, di aiuto potrà dare? Le dico subito, intanto noi siamo penalizzati perché siamo isola, e già questo, io non mi affeziono al dibattito ponte, non ponte, ma di fatto la distanza e le difficoltà determinano ovviamente una ricaduta economica per le imprese importanti. Noi ci accingiamo a fare la finanziaria, ad approvare, quando il governo la manderà,
la finanziaria regionale. Contiamo con il gruppo parlamentare di Prima l'Italia di inserire degli ammortizzatori e dei sostegni a favore di quelle categorie particolarmente colpite dalle caro energia, caro carburante, eccetera. Bene, questa speriamo che si riesca. Allora siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra discussione. Che peccato. Volevo me lo sono riservato all'ultimo. Il quadro politico, diciamo, in Sicilia attualmente alla regione è in forte spappolamento, in particolare il centrodestra. Ecco, come mai si sta arrivando a questo dato di fatto? Vorrei ricordare che il centrodestra disunito fa sì che potrebbe far vincere, come successe allora per il presidente Crocetta, potrebbe far vincere il centrosinistra. Ecco, come mai si sta arrivando stiamo vedendo insomma un dibattito dove il centrodestra, che di solito unito in Sicilia vince, c'è invece queste diversità di opinioni. Cosa c'è alla base, onorevole? Le dico il mio parere. Intanto, con una similitudine, lei ne ha visto mai famiglie povere litigare per la proprietà? No, perché non ne hanno proprietà. Litigano per la proprietà le famiglie ricche. Che significa? Il centro-sinistra con i 5 Stelle, essendo all'opposizione, di cosa dovrebbero litigare? Invece il centro-destra, sentendosi forza di governo e maggioranza nel paese, litigano per la proprietà, quindi per il posizionamento. E questo è il primo motivo. Secondo me, il secondo motivo è che ci sono troppi personalismi. Non si parla del noi, ma si parla dell'io, senza voler apparire critico oltremodo verso nessuno. Certo. Noi abbiamo appoggiato, noi coalizione, abbiamo appoggiato 4 anni e mezzo fa il presidente Musumeci, perché abbiamo ritenuto che fosse il punto di caduta di una coalizione. Dopo 4 anni e mezzo, interrogativi sono normali. Non comprendo perché il presidente Musumeci, che legittimamente pone la sua ricandidatura, ma perché deve dire, ma sono già d'accordo, io sono lo stesso candidato e succederà quello che è successo con Crocetta. Beh, questo non lo trovo corretto, perché è legittimo chiedere di essere nuovo tu, poi si vedrà, va bene o non va bene, perché, ma avere un atteggiamento, o sono io, o giù tutti, è come quello che al pallone, mentre giocavamo da ragazzi, e i gol, sono i gol, mi piglio il pallone e me ne vai. Cioè, ecco, questo non lo ritengo, se lo lasci dire da uno che prima di questa esperienza non aveva mai fatto politica. Io parlo da uomo della strada, il buonsenso ci vuole sia quando sei tu il prescelto, sia quando gli altri dicono che non sei tu. D'altronde la politica non è un concorso che vinci, è rappresentanza. Gli altri decidono se tu sei in quel momento il più adatto a rappresentarli. Nel 2017 10.000 persone quasi decisero che Pullare
era il più adatto. Nel 2022 vedremo quante saranno, ma non è un concorso, non è chi è più bravo o chi è più bello, è un fatto di rappresentanza e dobbiamo accettarlo, sia quando siamo noi a essere, come dire, il punto di caduta della rappresentanza, sia quando si decide che siano altri. Un'altra cosa, il Presidente della Regione si decide in Sicilia. Beh, lì sì, sono sicilianista, non autonomista. Noi conosciamo le nostre realtà, non possiamo riportare il problema al tavolo nazionale. Certo, va ascoltato, va, come dire, aiutato, agevolato, indirizzato, ma dobbiamo decidere. Non calato dall'alto. Non possiamo, come dire, così come si è deciso al tempo che Musumeci era il candidato del centrodestra, non decisimo. In Sicilia è giusto che avvenga lo stesso questa volta. Ma io sono fiducioso che Anch'io. ci può essere una ricomposizione. Secondo me... Però, ecco, ci avviamo alla conclusione. C'è questo impegno anche prima delle regionali, c'è questo impegno alle amministrative. Ecco, nella nostra provincia, ad esempio, ci sono dei comuni grossi come Palma di Montechiaro, Sciacca, in cui si andrà al voto. Ecco, quanto sarà importante come test in vista del prossimo appuntamento regionale, onorevole? Secondo lei? Le elezioni amministrative sono un test nelle metropoli, ma nelle realtà provinciali sono elezioni amministrative. Ognuno decide chi meglio può amministrare quella città. I colori, le appartenenze, i simboli, i partiti non c'entrano nulla. C'entrano l'interesse per la città. E secondo me è buono staccare le elezioni amministrative dalle regionali e dalle politiche. Quella la gente decide chi meglio può essere il primo cittadino per poter portare da un lato avanti le istanze dei propri concittadini, dall'altro a fare a quel paese, quella città, il salto di qualità. Quando sento a livello amministrativo quindi non vale come test. Ma ci sono anche le coalizioni, a Palermo ancora non si è deciso il centrodestra chi candidare. Io le dico, io ho diversi amici in diversi comuni, ognuno si sta, come dire, non mancando un'organizzazione certa. A me va bene, perché io non è che posso chiedere di essere sicilianista quando si tratta di me e per esempio andare a Palma e dire si fa così. No, è giusto che i miei amici di Palma, di Sciacca, eccetera, decidono loro cosa e chi è meglio per loro. Comunque voi presenterete delle liste regolarmente in tutto il territorio. Bene, noi ringraziamo l'onorevole Carmelo Pullara, parlamentare regionale con diciamo, la sua adesione a Prima l'Italia. Abbiamo un po' fatto il punto della situazione politica in generale sui vari diciamo, excursus di questi 4 anni e mezzo. Vi auguriamo tanta fortuna, insomma, e nella speranza che magari si possa arrivare a una ricomposizione politica e a un nuovo dialogo verso le prossime elezioni regionali. Soprattutto ci si possa concentrare piuttosto che sul parlare, sul fare. Ecco, e ne abbiamo tanto mi pare bisogno.
che si parli troppo e si faccia e si concretizza poco. Secondo me parliamo di meno e facciamo di più. Bene, con questo auspicio salutiamo l'onorevole Carmelo Pullara, ringraziamo i nostri telespettatori per la pazienza che hanno avuto nell'ascoltarci. La trasmissione sarà visibile sul canale 92 in tutta la Sicilia, in streaming sul nostro sito televideoagrigento.tv e poi sarà inserita anche nei nostri social YouTube e Facebook. Grazie onorevole, buon lavoro. Grazie e a voi. un buon fine settimana ai nostri telespettatori. Arrivederci a tutti.